Opere in Veneto dopo il Mose. Quali necessità e prospettive per gli amministratori locali? A pochi mesi dallo scandalo che ha fatto tremare la regione è tempo di bilanci sulle ripercussioni di un'onda sismica arrivata anche nella nostra provincia. Il Mose ha sconvolto tutte le previsioni delle opere pubbliche che si dovevano fare anche a Verona. Pensiamo per esempio alle tangenziali venete, cioè c'era un progetto di 2 miliardi di euro con project financing, quindi di privati, che doveva unire le tangenziali di Padova, Vicenza e Verona, quindi farla diventare un'altra autostrada a pedaggio. Noi come Partito Democratico eravamo contrari, assolutamente contrari, perché significava far pagare ai cittadini 2 volte la stessa strada, una volta con le tasse e la seconda volta col pedaggio. A seguito del Mose questa strada non si fa più, perché le cordate sono comunque direttamente o indirettamente coinvolte in questi aspetti. Così sembra non si farà più la famosa Nogara Mare. La proposta risolutiva arriverebbe dalla creazione di nuove circonvallazioni. Per esempio la circonvallazione di Cadi Davide di Borgo Roma e di Buttapietra, che sono soffocate dal traffico, per esempio la circonvallazione definitiva con la Grezzanella di Villafranca, per esempio la circonvallazione di Cerè Sanguinetto. Queste le tematiche nella prima giornata di dibattito all'interno della Festa Democratica ospitata per il 4º anno a Villa Veniera a Somma Campagna. Giornate fino a domenica di festa, gastronomia tipica, ma anche di azioni specifiche a supporto di amministrazione, imprese e cittadini. E il grandangolo delle necessità si stringe anche su temi locali, come l'agricoltura, che mai come quest'anno necessita di alti livelli di guardia. Un'annata come questa è stata un'annata veramente deleteria per il nostro territorio. Prima i prezzi delle pesche che ovviamente mai sono stati bassi come quest'anno, e nell'altro settore che è trainante per la nostra agricoltura, quello del kiwi, abbiamo dovuto combattere la PSA, la batteriosi, e adesso c'è questa nuova malattia, la moria del kiwi. Su questo ci stiamo impegnando come comuni, abbiamo fatto una collaborazione fra i comuni a partire dalla Zise fino a Mozzecane. Purtroppo non si riesce a trovare la motivazione che porta queste piante a morire da un giorno all'altro, e questo va a inficiare ovviamente la produzione e la redditività delle nostre imprese. Tanti temi e le opportunità per i cittadini di dialogare con le istituzioni. Nella Festa Democratica si parlerà di energia rinnovabile, istruzione e ricerca per rilanciare l'Italia e valorizzare il territorio veronese.